Comitato Priorità alla Scuola, insieme ai Cobas Scuola e al coordinamento degli studenti medi, ha indetto uno sciopero della DAD, uno sciopero nazionale, perché dopo 12 mesi, quasi 2 anni scolastici, i nostri studenti sono ancora chiusi a casa, abbandonati, lasciati da soli nelle loro stanze, a cercare di sostenere da soli una didattica che non è possibile. Questa casa non è una scuola e sulla scia di questo slogan diversi computer sono rimasti spenti per chi tra studenti e docenti ha partecipato al primo sciopero dalla cosiddetta DAD, la didattica a distanza. La manifestazione in piazzetta Coina Mestre si svolge in contemporanea ad altre 60 città italiane per chiedere la riapertura in presenza e in sicurezza di tutti gli istituti scolastici dal nido all'università. Chiudere gli istituti, sostengono i manifestanti, non è l'unica soluzione per contrastare la pandemia. Si deve potenziare la rete ospedaliera, si devono potenziare i trasporti, assumere personale sanitario, sicuramente non tagliare la scuola e i soldi per fare tutto questo ci sono. C'è il Recovery Fund a cui si può attingere e si può anche pensare a una patrimoniale sulle persone più ricche che ci sono in Italia. Poco dopo e a poca distanza dalla manifestazione di priorità alla scuola, di fronte alla sede regionale della Protezione Civile di Marghera, una seconda manifestazione organizzata da Scuole Aperte Venezia avanzava le stesse richieste in occasione del punto stampa del presidente Zaia. Tenete presente che fino a un anno fa i bambini potevano stare davanti a uno schermo, tablet, cellulare, computer al massimo 20 minuti. Oggi vengono lasciati davanti a uno schermo dalle 4 alle 6 alle 8 ore. Questi bambini non stanno imparando assolutamente niente, sono tutti mesi persi. Al termine della manifestazione una rappresentanza delle mamme che si trovavano a Marghera è stata ricevuta dall'assessore alla sanità e ai servizi sociali della regione Manuela Lanzarin.